scorsi giorni questa firma al Castello Aragonese per sancire questa collaborazione. Come lavorerete insieme, insomma, quando partirà questo monitoraggio e come funzionerà concretamente? Beh, intanto noi sui droni ci stiamo lavorando da qualche anno, perché abbiamo già 5 operatori formati per poter volare anche in contesti piuttosto complicati come quello di Taranto, dove ci sono anche delle basi militari, la Marina, quindi occorre avere specifiche autorizzazioni. Abbiamo già della strumentazione, ora chiaramente vogliamo fare, come dire, un upgrade e strutturarci attraverso una connessione col distretto tecnologico aerospaziale per ovviamente poter incrementare la capacità di analisi di intervento dell'agenzia. D'altronde questo rientra in una strategia, quella di fare rete, perché da soli insomma non è che si può fare tutto, e quindi riteniamo che le nostre competenze, tutti i dati che abbiamo a disposizione, la possibilità di utilizzare strumentazioni nuove, ma parlo anche dei monitoraggi attraverso i satelliti. Noi siamo nel progetto Copernicus e stiamo sottoscrivendo degli accordi con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'ASI, quindi rientra in questa logica l'accordo con il distretto tecnologico aerospaziale e la possibilità di utilizzare peraltro Grottaglie, che è un'area test molto utile. Quindi noi mettiamo a disposizione una serie di informazioni e cerchiamo di migliorare attraverso l'innovazione tecnologica, dandoci quindi ulteriori spazi, ulteriori opportunità di intervento. Direttore, in un'area come l'ha definita giustamente lei, un po' più complicata come quella di Taranto, un sistema del genere, quale valore aggiunto può rappresentare rispetto, diciamo, alle tradizionali misurazioni che insomma avvengono già da tempo? Guardi, intanto possiamo garantire ai pugliesi che la Puglia ha la terza rete regionale di qualità dell'aria in Italia, quindi non è proprio banale. Però questo non consente in alcuni casi di fare degli interventi. I droni possono essere utilizzati non solo per la qualità dell'aria, e chiaramente soprattutto per determinati tipi di ispezioni, possono aiutare anche a ridurre i rischi, perché se con degli sensori innovativi è possibile accedere a dei camini molto alti, evitando magari di mettere in condizioni di rischio il personale, perché salire su dei camini a 70-80 metri comunque determina anche delle condizioni di rischio sulla sicurezza. Poi c'è da aggiungere che i droni possono essere utilizzati, ma noi a Taranto l'abbiamo già fatto, noi siamo un'agenzia operativa, quindi tendenzialmente quando parliamo di qualcosa è perché lo abbiamo già fatto e lo vogliamo migliorare. A Taranto noi abbiamo già fatto degli interventi con i droni sulla gravina Leucaspide, cioè i droni consentono di accedere e di darci delle informazioni sempre più qualificate dal punto di vista analitico, se effettivamente avremo questi upgrade, anche per andare in situazioni complesse, come è stata la gravina di Leucaspide, dove noi abbiamo fatto degli studi che abbiamo mandato al Ministero dell'Ambiente, che servono, e sono molto importanti, per quantificare il danno ambientale, perché tutti parlano di inquinamento, ma quando si genera un danno ambientale poi questo va quantificato. Per legge questo lavoro lo fanno le ARPA col Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, quindi queste informazioni servono al Ministero dell'Ambiente per contestarlo a colui che è inquinato. Questo significa avere una capacità di reazione dell'ordinamento, cioè dello Stato, molto forte, perché spesso la sanzione penale è un deterrente molto relativo rispetto al fatto che si possano chiedere milioni di euro di danno ambientale certo, a colui che ha causato l'inquinamento. Soprattutto se le fideiussioni, diciamo, di fine attività non ci sono. Magari hanno la sede legale in Romania, esatto, o a Bucarest, dove diciamo, o comunque non sono certificate IVAS, perché sa che c'è una blacklist e una whitelist anche per le compagnie di sicurezza. Allora, dove noi possiamo intervenire, riuscire a quantificare questo danno e a consentire al governo, allo Stato di contestarlo, perché l'unico che lo può fare è il Ministero dell'Ambiente, costituendosi parte civile nei processi penali, noi riusciamo a recuperare delle risorse che altrimenti, siccome il danno ambientale va comunque, tra virgolette, risarcito attraverso le bonifiche, queste ricadrebbero sui cittadini. Cioè noi quando sentiamo parlare di bonifiche e non è stato possibile contestare il danno ambientale, o perché non è stato possibile individuare il responsabile, perché magari il responsabile è fallito, non c'è più, quei soldi sono soldi che togliamo diciamo dal portafoglio delle persone, quindi lo togliamo sostanzialmente dalla fiscalità generale, cioè decidiamo di non fare un asilo, decidiamo di non realizzare una piazza, una strada, perché dobbiamo andare, tra virgolette, a bonificare un'area. Quindi non è banale. Assolutamente no. Chiarissimo, grazie davvero per essere stato con noi, per averci raccontato tutto questo, al direttore regionale di ARPA Puglia Vito Bruno. Buona giornata e buon lavoro a lei. Grazie a voi, di nuovo buona giornata.